È stata eseguita nella notte dalla Digos in uno degli appartamenti del grattacielo di via Pisa a Treviso una delle 14 ordinanze di custodia cautelare scaturite dall'indagine svolta dalla Questura di Genova e dal Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della Polizia di Stato. Nel mirino la cellula jihadista che stavano costituendo alcuni stranieri, in particolare pakistani, contatti diretti di Hassan Zaher Mahmoud, il 27enne che nel settembre 2020 a Parigi tentò di replicare l'assalto alla redazione della rivista satirica Charlie Hebdo. Armato di macete ferì gravemente 2 persone. Le misure restrittive sono state eseguite a Treviso, Reggio Emilia, Firenze e Brindisi, ma 2 hanno riguardato anche Spagna e Francia. Principale indagato un 25enne che da Chiavari in Liguria si era trasferito a Reggio. Effettuando approfondimenti su di lui si è scoperta l'esistenza e l'operatività dall'aprile del 2021 della cellula terroristica che si era autodenominata Gruppo Gabar con l'intento di reclutare sodali e acquistare armi. Tra loro un 23enne muratore regolare in Italia, dipendente di un'impresa trevigiana che stava attualmente lavorando in un cantiere di Pieve di Soligo, attenzionato e quindi arrestato in via Pisa dove viveva con altri 8 connazionali estranei alla vicenda. Siamo abituati a vedere queste cose sempre lontane da noi, perché anche gli episodi di cui si parla in questo caso sono successi in Francia, poi in realtà scopriamo che un componente di questa cella era residente proprio nella nostra città e quindi l'attenzione deve essere sempre massima, fiducia totale nei confronti delle forze dell'ordine che quotidianamente dimostrano la loro efficienza, la loro professionalità e la loro sensibilità nei confronti della sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri territori. La cellula terroristica antioccidentale determinata a colpire chi si macchiava di blasfemia progettava attentati in diversi paesi europei. Il giovane pakistano arrestato a Treviso, che non parla italiano e non risulta avere precedenti, era sotto osservazione da diversi mesi. Ora si trova rinchiuso in carcere a Vicenza. Complimenti alla Digos trevigiana sono arrivati dal presidente del Veneto Luca Zaia e dallo stesso sindaco Conte. Noi continuiamo a tenere alta l'attenzione, continuiamo a tenere monitorato la regolarità delle assegnazioni e delle presenze nelle abitazioni del nostro territorio e invito i cittadini che dovessero percepire qualcosa di strano nel loro civico, nel loro palazzo, nella loro via, piuttosto che nel loro quartiere, di segnalarlo alle forze dell'ordine perché la sinergia tra cittadini e forze dell'ordine e amministrazione può generare dei risultati certamente molto positivi.